Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti così numerosi. Oggi abbiamo l'onore di ospitare l'autore di questo libro, Incolpevoli per aver commesso il fatto, storia di Cristina Pavesi, vittima della mafia del Brenta, insieme ad altri illustri personaggi che hanno fatto parte della storia che vi racconteremo. E partiamo da un presupposto: si parla di vittime incolpevoli di mafia, una mafia che ha origine nella nostra terra, in Veneto, una mafia del tutto particolare, proprio perché ha origine, diciamo, rurale, diversa dal resto del territorio italiano, però colpevole di tantissimi reati. Pochi sanno forse, o si conosce, diciamo, la mafia tradizionale. Quella veneta ha una particolarità appunto legata anche ad omicidi, estorsioni, traffico di droga, insomma, e questo che raccontiamo è uno dei fatti avvenuti negli anni interessati dalla Mala del Brenta. Abbiamo come Consiglio regionale una legge sulla istituzione dell'osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata, e dopo vi presenteremo un membro dell'osservatorio. Abbiamo anche da ultimo modificato un'altra legge regionale proprio sul tema, e abbiamo introdotto l'obbligo per la Regione del Veneto di costituirsi parte civile nei processi che hanno ad oggetto appunto associazioni di stampo mafioso. Quindi è un tema che il Consiglio regionale conosce, che segue da diversi anni, e siamo qui per raccontare appunto la storia di Cristina Pavesi insieme a Gianluca Ascione, che è l'autore del libro, autore di diversi romanzi, di cui alcuni premiati. Il suo genere è tra il noir, il giallo storico, e questo libro è per lui un inedito, perché si parla di una storia vera, un saggio. E allora a lui cedo la parola per chiedergli come mai proprio la storia di Cristina Pavesi e cosa ha rappresentato per te. Intanto buongiorno a tutti. Per prima cosa vorrei portarvi i saluti di Michela Pavesi, che è la zia di Cristina. Purtroppo non può essere presente per motivi di salute, però ha largamente collaborato alla stesura del libro. Per venire alla tua domanda, io di fatto non avevo cercato questa storia. Sembra strano dirlo, però mi è arrivata un po' addosso, nel senso che, come diceva appunto la consigliera, io normalmente scrivo romanzi, quindi fantasia, però circa 2 anni fa ero andato in biblioteca a Treviso e ho visto all'ingresso di una sala studio che c'era appunto una targa intitolata Cristina Pavesi, vittima della mafia del Brenta, e lì sinceramente io non ricordavo tanto il fatto. Comunque è molto indietro nel tempo, parliamo del 1990, però lì insomma oggi abbiamo internet a disposizione, ho cercato un attimo, ho visto la descrizione di questa storia veramente tragica e credevo che fosse già stato fatto un lavoro di ricerca. E invece non c'era nulla. In tutto il catalogo delle biblioteche di tutta la regione Veneto non c'era nessun lavoro su Cristina. E lì è stato un po' l'input a voler raccontare questa storia. Poi chiaro c'era il problema di come affrontare questo lavoro, perché comunque si trattava di dover andare a cercare testimonianze, di cercare documentazione e soprattutto, per quanto mi riguarda, c'era il problema di coinvolgere la famiglia. Quindi tramite un'amicizia comune ho conosciuto appunto la signora Michela, che già da anni comunque si stava facendo promotrice di testimonianza e memoria della nipote, insieme insomma ad associazioni tipo Viso Pubblico, Libera, Gens Nova, che ancora una volta ringrazio, hanno partecipato scrivendo la prefazione al libro.
E quindi da lì, quando ho avuto, diciamo così, l'approvazione della signora Michela, ecco, è partita questa grande avventura. Grazie Gianluca. Abbiamo una breve, ecco, abbiamo la proiezione di un breve video, se dalla regia mi dicono che va bene. Vorrei raccontarvi una storia che inizia il 4 settembre 1968, giorno della nascita di Cristina Pavesi. Cristina è una bambina bellissima e sin da subito porta una luce speciale nella casa. Fin dai primi anni si capisce quanto sia intelligente e determinata. Così determinata che all'età di 4 anni, durante il carnevale, riesce a convincere il cuginetto a scambiarsi i costumi, così che lei si trova vestita da moschettiere e lui da principessa. Non era contentissimo del risultato. Crescendo affronta brillantemente il suo percorso di studi. Una volta diplomata si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università Ca' Foscari e già pensa di proseguire al DAMS e concretizzare così la sua passione innata per il teatro e lo spettacolo. In quegli stessi anni, 70-80, cresce nel nord-est d'Italia un fenomeno senza precedenti. A Campolongo Maggiore si forma una banda di scapestrati. Si dedicano a furti e rapine. Gli va sempre bene e così prendono sempre più potere, guidati da quello che diventerà poi il boss della mala del Brenta, Felice Maniero. La banda riesce ad espandersi prendendo contatti con la malavita sia italiana che di oltreconfine. Mettono assieme racket, rapine, spaccio ed omicidi. 7 ne verranno poi attribuiti. Si susseguono colpi ed evasioni da film. Addirittura riescono a corrompere funzionari delle forze dell'ordine e dei servizi segreti. Direte, cosa c'entra la nostra Cristina con un malavitoso di questo calibro? Niente, assolutamente niente. Fino al 13 dicembre 1990. Quel giorno Cristina prende il treno per Padova. Deve incontrare il suo relatore. Devono discutere l'argomento della tesi. Felice Maniero, quel giorno, ha in programma una rapina. Una rapina al treno Venezia-Milano, che ha un vagone postale. Secondo il basista, è blindato e pieno di soldi. Non doveva essere il miglior basista del mondo, visto che il vagone non era blindato e nemmeno così pieno di soldi. Maniero e i suoi preparano una carica sufficiente a squarciare il vagone. La posizionano e in quel momento sopraggiunge il treno che arriva per Padova. Maniero viene avvertito da uno dei suoi, ma non vuole rinunciare al colpo. Fanno saltare il postale. L'esplosione investe e devasta la porzione di treno su cui viaggia Cristina. Lei muore sul colpo. Unica vittima tra tanti altri feriti. In un attimo cancellate tutte le speranze, i progetti e la luce di una ragazza di soli 22 anni. Solo perché Felice Maniero voleva quei soldi e perché la mafia del Brenta non si era mai fermata di fronte a nulla. E noi che pensavamo che la mafia esistesse soltanto al sud. Grazie. Ora vorrei passare la parola a Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, per un breve intervento. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno consigliere, buongiorno dottore, buongiorno Gianluca. Grazie di questo invito e grazie per aver organizzato questa giornata. Io sono molto legato alla signora Michela, so che purtroppo non può essere qui, però sono molto legato alla signora Michela perché con la mia attività, quasi trentennale ormai, in Avviso Pubblico, che è questa rete che ha raggiunto quasi 600
comuni italiani e 11 regioni, di cui la regione del Veneto con la legge 48 del 2012 ne fa parte, più abbiamo quasi tutti i capoluoghi della regione. Ecco, questi familiari di vittime innocenti di mafie non solo, diciamo, hanno saputo fare un'operazione fortissima e incredibile, quella di trasformare il loro dolore, anziché in una prigione, in un impegno civico di altissimo livello, ma ci stimolano moltissimo a tenere unita la memoria all'impegno. E l'impegno richiede, secondo il nostro punto di vista, di fare una cosa innanzitutto, di preoccuparsi di conoscere le persone, le cose, i fatti e i fenomeni. Allora, quando Gianluca Scione mi ha chiesto se ero disponibile a scrivere questo contributo, e anche la signora Michela, l'ho fatto con molto piacere, anche con grande emozione devo dire, perché io, grazie anche a questo progetto che Avviso Pubblico porta avanti ormai da 10 anni, quasi con la Regione del Veneto, che si chiama Giornata Regionale della Memoria e dell'Impegno e Ricordo delle Vittime di Mafie, il nome di Cristina lo vedo e lo vediamo citato in tante scuole. A lei è stata intitolata la Biblioteca di Treviso, vedo Stefania Carrer, che saluto, la nostra coordinatrice provinciale per Treviso, anche a Preganziol c'è un'intitolazione importante rispetto a queste persone. L'ho vista nei video prodotti dai ragazzi. Allora questo libro può aiutare a capire di più e meglio non solo chi era Cristina e la sua famiglia, ma che cos'è stato il Veneto negli anni 80 e negli anni 90, e ci può aiutare a capire e ad essere stimolati a capire cos'è oggi il Veneto. Il Veneto non è una terra di mafia, ma il Veneto è una terra che interessa molto alle mafie. In Veneto le organizzazioni mafiose, in particolar modo l''ndrangheta, si sono radicate. I casalesi, un pezzo dei casalesi, parlo della Camorra, si è radicata nel veneziano. Non mancano anche rappresentanze di Cosa Nostra siciliana e della Sacra Corona Unita, lo certifica anche l'ultimo rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, più anche la presenza di gruppi stranieri. Ovviamente la nostra regione è una regione importante, è una regione di transito, è una regione sviluppata, è una regione dove la crisi l'abbiamo sentita forte, ma abbiamo anche cercato di reagire alla stessa, ed è una regione quindi dove ci si presta al riciclaggio di denaro illecito, soprattutto attraverso le false fatturazioni e le frodi, quindi non ci sono per il momento, speriamo mai, esercizi di violenza forti che allarmano le persone, ma attenzione a quello che succede nell'economia del Veneto, attenzione a quello che succede anche nella politica del Veneto, perché queste persone, lo vediamo nella vicina Emilia Romagna, lo vediamo in Piemonte, lo vediamo in Lombardia, in Liguria, il passo è nell'economia, ma poi bisogna arrivare laddove si decide, quindi attenzione alle campagne elettorali, attenzione alle candidature, attenzione al consenso. Ecco, no? Siamo reduci da una tornata elettorale importantissima, 47% dei comuni italiani rinnovati. Ecco, adesso diciamo in alcuni territori si può ripartire, ma sempre stare allerta, sempre stare attenti. Questo libro io credo che sia molto utile, oltre che bello e importante, proprio per aiutare a conoscere, per aiutare a tenerci insieme la memoria e l'impegno, e a fare in modo che l'impegno abbia una caratteristica, che sia costante e che sia competente, permettetemi di dire, no? E qualificato. Ecco, non dobbiamo abbassare la guardia, gli investigatori più attenti ce lo ripetono tantissimo, però in Veneto, ecco, se esiste un problema di questo tipo, in questi anni si è cercato di anche attrezzarsi, ecco quindi l'osservatorio, molto importante, ecco che la Regione fa la scelta di metterci la faccia e di costituirsi parte civile, come alcuni comuni veneti stanno cercando di fare questo, ecco il lavoro con quasi 5.000 studenti e più di 300 insegnanti, una rete piccola come di Avviso Pubblico, più di 110 comuni e la regione e la qualche provincia, a partire da quella di Padova e di Verona, che aderiscono, quindi amministratori e amministratrici, dirigenti e funzionari pubblici che sentono che il tema non solo del contrasto ma soprattutto della prevenzione del fenomeno mafioso è un qualcosa che riguarda tutti,
non soltanto chi indossa una toga e una divisa. Allora ringrazio Gianluca Ascione, prego di portare i miei ringraziamenti anche alla signora Michela, perché la signora Michela ha una grandissima capacità, che è quella di arrivare al cuore delle persone, e il cuore accende spesso le menti, e il cuore e le menti aumentano il livello di consapevolezza, e quindi quando cominci a conoscere, a studiare, a pensare, sei anche stimolato ad agire, innanzitutto come singolo, ma soprattutto io credo che un qualcosa in Veneto da un po' di tempo si è mosso anche a livello collettivo, e questo vorrei che non ce lo dimenticassimo. Quindi grazie per questo invito e buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie al dottor Pierpaolo Romani. Ora, prima di lasciare la parola alla lettrice che ci leggerà proprio dei brani della storia di Cristina e del libro, lascerei la parola a Pierluigi Granata dell'Osservatorio, anche per un breve in saluto e contributo, e infine al dottor Cappelleri. Buongiorno a tutti, buongiorno ai presenti, anche alle persone collegate, buongiorno al dottor Cappelleri, all'autore. Allora, è un grazie particolare al dottor Ascione, perché ha scritto un libro molto importante. Già chi mi ha preceduto ha elogiato gli aspetti peculiari di quel libro, ma io, per significare ancora di più l'importanza di questo volume, devo fare due premesse. Circa un mese fa c'è stata la premiazione del premio Lago per i giovani giornalisti, ed è emerso un dato inquietante, che i giovani non hanno memoria per quanto riguarda i fatti di mafia occorsi anche nella nostra regione. L'altro giorno c'è stata la premiazione delle tesi in memoria del dottor Pavone, che è stato caposaldo delle indagini per la mafia del Brenta. La tesi premiata rafforza questa analisi. C'è scarsa consapevolezza del problema mafioso. Prima il dottor Romani ha parlato di radicamento. Ecco, non c'è contezza del pericolo attuale che corre questa regione. Ecco, questi due fatti cosa determinano? L'importanza di questo volume, che serve a parlare di mafia, perché ricordo che la mafia del Brenta è stata riconosciuta tale anche a livello di Cassazione, quindi è un dato incontrovertibile e bisogna parlarne. Ecco perché, grazie al dottor Ascione. Ma qual è l'altra importanza del libro del dottor Ascione? Si dice che la memoria serve a evitare che i pericoli del passato si ripresentino. Purtroppo sta succedendo anche in questo caso. Alcuni esponenti della mafia del Brenta sono tornati alla ribalta. Oggigiorno si parla della mala del Tronchetto. Ecco, nell'ambito delle indagini giudiziarie per reprimere questo fenomeno criminoso, che ancora non assurge a fenomeno mafioso, almeno sotto l'aspetto del diritto, ecco, emergono degli appartenenti alla mala del Brenta. Quindi è un passato che cerca di ritornare. Attenzione, quel passato che è riconducibile a Maniero, che però purtroppo è molto attuale, perché Maniero ha iniziato ad allacciare i contatti con la malavita straniera. Ecco, sta succedendo anche questo in Italia. La mafia italiana sta prendendo accordi con la mafia straniera, addirittura del Sud America. Ecco qual è il dato importante. In alcune indagini che si sono svolte, ecco, compaiono addirittura alcuni esponenti dei narcos messicani. Ecco qual è la situazione. Si sta praticamente ripetendo quello che è successo durante il periodo della mafia del Brenta. E questo bisogna parlarne, bisogna tenerlo ben presente, perché per cercare di sconfiggere la mafia non è sufficiente, purtroppo, dottor Cappelleri non me ne voglia, la sola azione repressiva dello Stato e quindi l'attività egregia dei magistrati forse non è sufficiente. Lo ricordava anche il compianto giudice Falcone. È necessaria la prevenzione, quella prevenzione di cui citava bene il dottor Romani. E la prevenzione si fa anche veicolando questi libri, parlando di questi libri. E bene ha fatto Ascione
nel suo libro di ricordare le iniziative che vengono effettuate nella regione ma anche fuori per ricordare la memoria della giovane Pavesi. Mi piace usare questo termine perché anch'io ho una figlia di quell'età e mi emoziona sempre ricordando la figura di Cristina Pavesi. Bisogna parlarne perché soltanto così delle iniziative che ci sono in corso in onore della memoria si veicola, si diffonde la cultura della legalità. È l'unico antidoto per impedire che questi virus infettino ancora di più questa regione. Quindi ben venga le attività che si svolgono a Campolongo. Adesso ci sarà a luglio la Summer School dell'antimafia, organizzata dalla dottoressa Boldrini, sempre a Campolongo. Ben vengano, bisogna coinvolgere sempre più i giovani. I giovani purtroppo non hanno contezza di queste tematiche, quindi bisogna parlarne, bisogna effettuare, ecco, consigliere Baldini, lei ha avuto un'ottima iniziativa, bisogna presentare di più questi libri, perché la memoria serve, e in questo caso deve servire in maniera fattuale a impedire che il passato si ripeta, e purtroppo ci sono dei segnali che vanno in questo senso. Grazie ancora dottor Ascione, grazie. Grazie mille Pierluigi Granata dell'Osservatorio. Abbiamo anche 2 brani che ci verranno letti da Patrizia Ferraro, per cui le invito sul palco per leggere. Il secondo brano, che invece ci riporta proprio le parole di Michela Pavesi, la zia, alla quale auguriamo, insomma, facciamo gli auguri di pronta guarigione, lo lascerei, diciamo, per ultimo, proprio in suo onore, e come ultimo ospite appunto il dottor Cappelleri, che è stato il magistrato di turno all'epoca della vicenda processuale, che ci racconterà più nel dettaglio poi cosa è avvenuto effettivamente. Ora Patrizia, a te la parola. A un tratto, mentre stavo parlando con la ragazza che mi stava davanti, avvenne una forte deflagrazione alla mia sinistra, esternamente al mio vagone, e in seguito venivo investita da una fitta serie di schegge metalliche di vetro che si insinuavano sul volto, sul cuoio capelluto e nel collo, sfiorando la carotide, perforando la trachea e terminando sopra il polmone destro. A quel punto, presa dal panico, in preda a un forte shock, con il collo che mi pulsava, gonfiandosi e perdendo molto sangue, mi alzai correndo e chiamando aiuto. Scesa in mezzo ai binari, venni distesa e aiutata fino al momento dell'arrivo dei primi soccorsi. Ricordo la fiammata, il fragore assordante, la gente che scappava da tutte le parti e il fumo. Quando si è diradato, ho notato che la ragazza di fronte a me era ferma e immobile, con la testa a ciondoloni. Io non ho mai perso conoscenza, sono sempre rimasta nel treno perché c'era una ressa spaventosa. Istintivamente mi sono allontanata dal mio posto e poi, una volta che la situazione si era un po' calmata, sono tornata a sedermi vicino a dove mi trovavo prima. Ho notato che Cristina era l'unica rimasta seduta e così mi sono avvicinata e ho avvertito che respirava appena e aveva un fiato molto flebile. Dottor Cappelleri, cosa ci può raccontare di quella vicenda, visto che l'ha seguita molto da vicino? Le lascio la parola. Grazie, grazie per questo ricordo che il dottor Ascione ha saputo vitalizzare. La memoria, dicevano i precedenti begli interventi, serve per prepararsi meglio al presente e per prepararsi meglio quindi al contrasto con quelle infiltrazioni di mafie di altre parti d'Italia o del mondo che trovano in Veneto una ghiotta occasione, stante il benessere maggiore in questa regione che in altre. La memoria serve allora, bisogna capire e immunizzarsi. Dunque
piuttosto che dire quella che è stata l'indagine che ho iniziato io e poi è stata invece proseguita per competenza dai colleghi della distrettuale di Venezia, il punto di maggiore interesse che viene evocato come mille altri da questo libro sulla innocente vittima è se questa criminalità, che ha espresso fra le altre anche l'episodio terribile dell'assalto al treno a Vigonza, è stata mafia. È solo una criminalità di buon livello che invece mafia non può essere definita. Questo è stato il tema della indagine e del giudizio che è conseguito poi con le rivelazioni del successivamente collaborante Felice Maniero all'episodio di cui diciamo. Io ritengo, c'è stata una sentenza, ma ritengo che non sia stato semplice per magistrati che si sono sempre occupati, quelli veneti, di cose differenti, una definizione mafiosa che pur mi pare giusta del fenomeno della cosiddetta mala del Brent. Perché? Perché abbiamo di fronte tutti quanti, in maniera iconografica, al di là della teorizzazione tecnica, quello che si intende epidermicamente, istintivamente come mafia. Ed è una immagine che si connota dalle caratteristiche delle mafie del meridione d'Italia. Mafie la cui prepotenza ha per primo cappello quello di volersi sostituire o perlomeno di voler concorrere a un potere totale del tipo del potere pubblico statale. In sostanza noi vediamo di solito una mafia che dice: qui sul territorio comando io, quasi sia il capo clan un feudatario perlomeno, e quindi abbiamo di fronte una struttura che vuole essere totalizzante del potere sul territorio e che infiltra poi i componenti di polizia e i componenti di politica, cercando in qualche modo di far concorrenza al potere statale. Da questo parametro principale deriva poi una affermazione economica, perché i proventi del crimine che in questo modo prepotentemente viene esercitato nel territorio diventano anche importanti sotto il profilo economico. In questo senso la Mala del Brenta è stata una formazione con connotati diversi, perché viene da una mentalità diversa. Io ricordo in un paio di interrogatori che feci a Felice Maniero nel momento in cui collaborava, in particolare due sue affermazioni. La prima fu questa: guardate, voi magistrati io vi ho sempre tutelati paradossalmente, perché non ho mai cercato un aumento del livello di conflitto con le istituzioni, temendone poi una ritorsione. E questo dà un profilo, per così dire, quantitativo diverso rispetto alle formazioni meridionali. La seconda cosa che mi disse in un altro contesto fu questa: Maniero aveva ammesso anche di avere effettuato 2 sequestri di persona a scopo di estorsione, che furono in danno della signora Banzato e della signora Rossomonti. Disse di essere andato a scuola dai nomadi giostrai coi quali aveva una familiarità e che
sono per altra parte, per altra formazione, autori di un'ondata notevole di sequestri di persone a scopo di estorsione degli anni 70-80. Disse: guardi, io dopo quei 2 sequestri mi sono reso conto che mi attiro tanta reazione e che è così difficile e così noiosa in qualche modo la gestione dell'ostaggio, per cui non ne vale la pena. Io, con il mio controllo del mercato degli stupefacenti, ma guadagno immensamente di più. E per questo che ci ho rinunciato. È una affermazione completamente amorale, ma è un'affermazione che mi definisce ancora una struttura anche culturale diversa della mafia veneta. La mafia veneta non ha come modello il feudo, che secondo me è il modello originario della mafia meridionale. La mafia veneta ha come modello l'azienda, un'azienda illecita, è un'azienda che tende alla massimizzazione dei profitti, scalzando e reprimendo la concorrenza, anche quella illecita e delle altre formazioni che tendevano al controllo del mercato degli stupefacenti. Allora, non è che non sia mafia, perché l'articolo 416 bis ci dice che la formazione mafiosa è quella che persegue un arricchimento facendosi forte del suo potere di intimidazione particolarmente alto. In questo senso ci sono tutti i connotati del 416 bis nella formazione del Brent. E correttamente quindi, dopo notevoli battaglie giuridiche, la formazione della capeggiata dal maniero è stata ritenuta una formazione mafiosa. È una formazione mafiosa di struttura del tutto diversa da quelle meridionali, che deriva evidentemente da una strutturazione resa illecita di un modo di arricchirsi tipico invece del più industrioso settentrione, del più industrioso Veneto. Maniero voleva arricchirsi, far la bella vita e per questo strumentalmente voleva comandare e poter comandare. È una struttura diversa, ma questo non deve confondere le idee, perché anche questa è una struttura mafiosa. In questo poi, come dire, interferiscono anche delle questioni caratteriali del maniero. Il maniero si esaltava, come il libro pure ricorda, nel momento della impresa illecita pericolosa. E dunque anche questo maledetto assalto al treno, questa maledetta rapina che poi fa la vittima innocente, è uno di quei momenti tutto sommato non tipici della struttura complessiva della mala del Brent, perché è uno di quei momenti in cui Maniero si fa prendere la mano dal proprio carattere, col quale poi combatte, perché in realtà, come ricordavo prima, nel momento in cui ritorna pienamente capo di questa formazione, si rende conto che gli conviene, ai fini dell'illecito commercio e illecito arricchimento, non alzare troppo il livello di scontro e lavorare in maniera più sommessa, lavorare in maniera meno evidenziata. Ciò non toglie però che alcuni connotati criminali sfuggono e ritornano alla violenza. Uno di questi, ahimè, è la adrenalinica rapina al treno che Maniero decise in quel caso. Ne potrei ricordare altri di questi momenti di
perdita del controllo di se stesso. Tutti ci ricordiamo forse nel coacervo degli avvenimenti di allora, o meglio forse ce lo ricordiamo io e quelli che sono più anziani, di altri eventi sconcertanti come furono il cosiddetto rapimento del corpo di Santa Lucia dalla chiesa di Santa Lucia e il rapimento della reliquia del mento del santo dalla Basilica del Santo. Anche questi furono dei momenti, per così dire, di intemperanza del maniero bullo che combatteva internamente col maniero capomafia, perché quelli furono strumenti con i quali Maniero cercava di ricattare le istituzioni per ottenere alcuni alleggerimenti di tipo giudiziario. Ecco, sono andato forse un po' lontano, però questo è il contesto nel quale si inserisce la vicenda toccante della morte della povera Cristina Pavesi, della quale gli autori, nonostante le ammissioni di Maniero, sono rimasti, dice il dottor Ascione, incolpevoli per aver commesso il fatto, che è un bellissimo titolo letterario. Sotto il profilo giudiziario sarebbero non incolpevoli ma impuniti, perché vengono salvati dalla prescrizione del reato. La prescrizione in realtà è un postulare una colpevolezza che però lo Stato rinuncia ormai per il decorso del tempo a punire. Credo di aver detto anche troppo. Ringrazio il dottor Ascione per questa occasione, la consigliera Baldin per la cortesia del suo invito. Grazie a lei, dottor Cappelleri, ci ha fatto grande onore essere qui, grazie per la testimonianza e la specificazione di quello che ha detto, perché di mafia si parla specificamente nel sud, ma non dimentichiamoci che è esistita ed esiste anche una specificità veneta, e, insomma, con la quale abbiamo a che fare e dobbiamo in qualche modo, insomma, cercare di combatterla ogni giorno, partendo dalle istituzioni e anche, insomma, tutte le latitudini della società. Ora, infine, insomma, lasciamo le conclusioni all'autore, che ringraziamo ancora per la presentazione del suo libro qui in Consiglio regionale. È stata sicuramente l'occasione per fare luce anche sui fatti che hanno caratterizzato la nostra regione alla fine degli anni 90 e per ricordare, insomma, che ci sono state vittime incolpevoli, ovviamente, vittime innocenti in quegli anni. Cristina Pavesi è solo una delle tante che ci sono state ed è giusto ricordare, insomma, la sua figura e quella delle altre persone che hanno perso la vita o che sono state in qualche modo, insomma, vittime incolpevoli. Lascio a te la parola e poi sentiamo anche le parole della zia Michela Pavesi dalla voce di Patrizia Ferraro. Allora, in conclusione, ringraziando intanto la consigliera, perché non è per fare la sviolinata, ma perché sennò oggi non saremmo qui. Ringraziare voi uditori, perché sennò avremmo organizzato una cosa senza pubblico e quindi senza senso. Ringrazio il dottor Romani e il dottor Granata per i loro interventi. In conclusione mi sento solo di dirvi questo. Abbiamo parlato di mafia del Brenta, di criminalità. Per quanto mi riguarda abbiamo dato anche fin troppo spazio alla figura di Maniero o comunque alla figura della criminalità. Questo libro chiaramente deve parlare anche della mafia del Brenta, perché quello era il contesto e loro sono gli autori dell'omicidio di Cristina Pavesi. Però per chi lo ha letto o chi dovesse avere occasione di leggere il libro, spero sia importante che emerga innanzitutto la figura di Cristina, perché Cristina poteva essere una nostra figlia, una nostra nipote, una nostra amica.
E questo è il tentativo che si è fatto in primis con sua zia Michela. Poi mi permetto di fare un piccolo, chiamiamolo appello, a tutti, sia addetti ai lavori che non addetti ai lavori. Abbiamo detto prima, io spero davvero che queste non sembrano occasioni in cui sia tempo perso, tempo sprecato a fare una cosa, una cerimonia fine a se stessa. Io davvero mi auguro che tutti, ognuno con le sue competenze, capisca e diventi empatico con chi ancora oggi vive quel dolore, cioè le famiglie. Perché credo di dire una verità, quando seguiamo anche eventi estremamente dolorosi alla TV, poi oggi con internet viaggia tutto velocissimo. Adesso mi viene in mente perché è molto recente ed è qui in provincia di Venezia il caso di Giulia. Spesso succede che quelli diventano drammi collettivi, ma diventano drammi collettivi nel momento in cui succede e per qualche settimana. Poi noi riprendiamo la nostra vita, abbiamo i nostri impegni, le nostre problematiche. Chi viene condannato, passatemi l'espressione, a un ergastolo morale sono sempre le famiglie. Allora, nel caso specifico di Cristina, dove purtroppo neanche la giustizia terrena, diciamo, le ha dato un minimo di sollievo alla famiglia, ecco, cerchiamo veramente di fare opera di memoria e come ricordava all'inizio il dottor Romani, il 21 di marzo è la giornata della memoria e dell'impegno. Dell'impegno significa che tutti dobbiamo fare qualcosa, ripeto, ognuno con le sue peculiarità, ognuno con le sue... con quello che può dare. Ecco, detto questo vi ringrazio e cedo la parola a Patrizia Ferraro. Con la morte di Cristina anche la mia vita è cambiata. Avevo davanti due possibilità: chiudermi nell'odio, nella rabbia, nell'incomprensione per un destino tanto tragico, o cercare di fare qualcosa perché Cristina non continuasse a essere una vittima senza giustizia. Questo è stato il pensiero di zia Michela all'indomani di una perdita che non può essere rimpiazzata o risarcita in nessun modo. Ovvio, non succede subito. Ci vuole tempo per elaborare il lutto e arrivare all'accettazione della perdita, ammesso di arrivarci. Si tira avanti perché la vita ci impone di farlo. Lo stesso istinto di sopravvivenza ci esorta a non arrenderci, a proseguire il nostro cammino giorno dopo giorno, cercando una motivazione, uno stimolo. Ma l'elaborazione è tutt'altro che semplice. Il mio è stato ed è ora un lungo cammino. Ci sono tante cose da capire e da accettare. Dentro di me è difficile calmare quello che io sento come una grande ingiustizia. A Maniero e a chi era con lui, quella sera del 13 dicembre 1990, hanno dato delle pene irrisorie per la rapina al treno e nulla per la morte di Cristina. Ma se anche i giudici avessero inflitto delle pene maggiori, cosa sarebbe cambiato? Sarebbe stato come un cerotto su una ferita profondissima. Quando ti accadono certe cose, devi andare oltre, altrimenti ti perdi. All'inizio ho lasciato che il mio cuore raggiungesse la pace e non si nutrisse d'odio verso nessuno. Solo allora mi sarebbe stato possibile parlare in pubblico di ciò che era accaduto alla nostra famiglia. Parlare affinché Cristina non fosse dimenticata. Parlare ai giovani per raccontare la storia di una vittima, di una mafia autoctona che è stata sconfitta, ma che è stata subito rimpiazzata da altre mafie.